dicevo, bambolina mia, quando ho aperto le mie mani per guardarti, sei volata via. Ragazzi, siamo nel dietro le quinte della festa a mezzo iuso della Maria Santissima dei Miracoli per intervistare Ron per Generazione Non Stop. Andiamo, vediamo se riusciremo nell'intento, prego. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Dormo sull'erba, ho molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori, tutto so, sbagliati e no. Amore mio, avrei bisogno di carezze, amore mio, avrei bisogno di sognare anch'io, una famiglia vera e propria all'uccello, e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore, amore d'oro, quanto ne ho. Siamo con il presidente Nicola Salzano, salve per questa festa. Io sono rimasto estasiato di aver visto tutta questa gente e soprattutto insomma, avete chiamato Ron, ecco, non chiunque. Grazie innanzitutto della vostra presenza, io devo ringraziare sicuramente tutti quelli che sono arrivati qua, la scelta di Ron è stata una scelta condivisa da tutti quanti quelli del comitato. Stiamo cercando di fare con i nostri sforzi, non abbiamo nessun aiuto, lo facciamo girando casa per casa con tantissimi sponsor che ci hanno aiutato e che ci danno la possibilità di fare questa festa con questo bagno di folla che dobbiamo sicuramente ringraziare. Ok, grazie mille, complimenti per il vostro lavoro, noi insomma abbiamo potuto anche grazie a voi intervistare Ron e siamo felici di questo. Grazie a voi. Grazie mille, ok. Dai, camminiamo insieme per questa strada vuota e dimmi tutto di te, della tua vita. Dai, comincia tu. Oh, 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 oh. Sono figlio di questa lunga notte nera e poi oh, 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 oh. Vivo in quella strana casa con mio padre e mia madre, ho 10 fratelli, stessi occhi scuri, stessi capelli. Andiamo a caccia di notte come i gatti neri, ci troviamo sorprendenti tutti quanti sotto una grande luna che oh oh oh, che mio padre ogni sera corre fuori a guardare mentre oh 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 oh, mia madre lì alla finestra guarda sempre lontano quella coda di fuoco quando passa un aeroplano. Lei vorrebbe salire, sì, potrebbe partire, poi sparire lontano. Continuamente il pubblico l'apprezza e continuamente viene ad assistere ai concerti. Beh, insomma è una grande fortuna, diciamo, devo ringraziare Dio che insomma, forse in tutto questo tragitto, che sono 41 anni ormai, credo forse di aver lasciato delle cose buone, questo credo che sia il motivo, insomma alla fine il lavoro paga sempre. Vorrei incontrarti tra 100 anni, tu pensa al mondo fra 100 anni, troverò i tuoi occhi neri tra milioni di occhi neri, saranno belli più di ieri. Vorrei incontrarti fra 100 anni, rosa rossa tra le mie mani, dolce profumo nelle notti, abbracciata al mio cuscino, starò sveglio per guardarti nella luce del mattino. Questo amore più ci consuma, più
capire l'emozione che può dare a chi magari è qua come me ad intervistarla, quindi un fan che da anni ascolta le sue canzoni e quindi è qua a parlare, ecco, lo dico proprio da fan, ecco. Grazie, no, vabbè, io devo dire la verità, non mi metto mai nella condizione di pensare di essere Ron, quello che canta. Mi piace la gente, per cui quando incontro una persona, incontro te in questo momento, mi fa piacere conoscerti, voglio dire, non lo so, sono sempre stato uno che ha pensato alla musica, mai a tanto il resto, quello che c'è intorno. Perché effettivamente dico, si Siamo crea persone questo normali. Personaggio, sì, in teoria sì, in pratica no. Questo... In pratica no, perché in fondo facciamo due lavori diversi, c'è la gente che ti conosce perché va in televisione, però poi alla fine i problemi miei sono anche i tuoi sono anche i miei, nel senso che forse ho problemi diversi dai tuoi, però alla fine siamo tutti dipendenti da lassù, insomma. Ho fatto un'intervista prima con una televisione e mi chiedeva insomma il fatto di essere cantanti cosa comporta nei confronti di chi invece non è conosciuto. Insomma, quello che mi viene da rispondere è che noi siamo esattamente di carne ed ossa come tutti quanti, con dei momenti anche gravi, dei momenti meravigliosi, ma dei momenti anche tragici, come tutti del resto, siamo tutti sotto questo cielo, non è che viviamo sotto un cielo diverso. E quando succede che c'è qualcosa che ti cambia la vita, allora o ci stai oppure scappi via. 8 anni fa il mio migliore amico, che si chiama Mario Melazzini, è un oncologo di Pavia, mi chiamò per dirmi che era stato colpito da una malattia che si chiama sclerosi laterale amiotrofica, la SLA. Io non so se avete mai sentito nominare questa malattia. È una malattia abbastanza sconosciuta, però se vi dico il nome di Borgonovo, il calciatore, Signorini, eccetera, ecco che immediatamente forse torna alla mente questa malattia che è disastrosa, è una malattia che colpisce il motoneurone e va a inibire tutti i muscoli volontari del nostro corpo, portandoti piano piano all'immobilità totale, ai muscoli che non funzionano più, compreso quelli piano piano della respirazione, della deglutizione, e resta libero il cervello. Pensate che cattiveria, resta libero il cervello di pensare, è lucidissimo il cervello. Bene, io ero suo amico, per cui mi sono sentito in qualche modo di stargli vicino, ma in qualche modo volevo fare qualcos'altro. Ed ecco che è venuto in mente di usare ancora la musica come mezzo di trasporto, di comunicazione per qualcosa di importante. Sono andato a chiamare tutti i miei colleghi, quelli che stimo forse di più, quelli che mi sono più vicini forse musicalmente anche, ma vi sto parlando di Renato Zero, di Claudio Baglioni, di Lucio Dalla, di Giovanotti, di Angun, di Raff, di Samuele Bersani, di Luca Carboni, di Carmen Consoli, di Elisa, di Nichi Nicolai Stefano Di Battista, Tosca. Ecco, insieme tutti quanti hanno accettato di fare un disco di duetti con me e di metterlo in vendita, e tutto il ricavato è andato per la ricerca, perché senza ricerca non si può fare nulla, soprattutto per queste malattie senza speranza, chiamiamole così. Ordine, anche se il cielo è senza nuvole, riusciamo ancora a ridere senza odiarci mai. Ma quando dici amore, tu ci credi o no? O è solo un'abitudine per rimandare un po' quell'immensa paura di non amarsi più? Va bene, voglio lasciarla al concerto, mi può fare un saluto Io ti avevo per dato del tu, però Generazione Non la Stop, mia posso dare del tu, va bene? Ok, allora ultima domanda, come mai si vuole ancora innamorare Ron? Cerca questo amore, quali sono i messaggi che vuole dare con questo tour? Ma porto me stesso in questo tour, porto la mia vita, porto questi 41 anni di vita, porto
Quello io mi ritengo un uomo fortunato, insomma, non sono in tanti aver vissuto 41 anni di musica, ho avuto momenti in cui sono sparito, insomma c'è una canzone mia che si chiama Una città per cantare che mi rappresenta La molto. ricordo vagamente, sì. Grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati, scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. Buio anche tra i fari, tra ragazzi come te. Tu canti e smetti e canti, sai che non ti fermerai. Caffè alla mattina, puoi fumarti il pomeriggio, si parlerà del tempo, se c'è pioggia non suonerà. Quanti interurbane per dire come stai, raccontare dei successi, dei fischi, non parlarne mai. E se ti fermi, convinto che ti si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Tutti gli amici di Generazione Non Stop, un grande saluto da Ron, ciao. Basta solo chiudere gli occhi e un angelo saper cantare. Tutti quanti abbiamo un angelo, tutti quanti abbiamo